E qui siamo alla Caneva dei Biasio, che conosciamo bene. Buongiorno, siamo in compagnia di Riege Pio X. Allora, voi ospitate tra l'altro una manifestazione che è adesso mi ricordo più il Cotechino. Praticamente fa parte della confraternita del Musetto, che quest'anno vogliono fare anche il campionato mondiale di questo. Questo musetto ha una bellissima tradizione e adesso è stata, come dire, un po' riscoperta ma anche rinforzata, no? Grazie anche al comune che vi sostiene. Sì, è nata questa confraternita che ci siamo da un gruppo di amici, in primis il nostro sindaco che si è messo proprio su questo, si è speso tanto. E adesso partiamo anche con la manifestazione del Porco Mondo, che praticamente faremo delle tappe sia all'interno della scuola alberghiera, sia all'agraria, sia anche sugli olifici. E dopo verrà spiegato tutto quanto quello che è il maiale e naturalmente non mancava il raboso. Esatto, il maiale e il raboso è una bella coppia. Il raboso è perfetto, sia nella versione Piave Doc Raboso, sia Malanotte, oppure quella un po' più allegra con il raboso, quello leggero e frizzantino, che leggero per modo di dire perché è sempre 12 gradi. Bene.